Bene, c'è ancora qualcuno che sta entrando. Siamo puntualissimi, cioè sono le 5:30 in punto, quindi possiamo aspettare qualche minuto. C'è qualcun altro che sta entrando? Forza! Allora, cominciamo quest'ultimo incontro della rassegna dell'archeologia di quest'anno tornando al discorso dell'archeologia subacquea, anzi più che archeologia oggi parliamo di storia della marina, insomma, non propriamente archeologia perché il reperto manca, come si diceva un attimo fa, il reperto, la nave di cui si parlerà in realtà non esiste. E con Pietro Lando, che è uno storico appassionato, recentemente storico, perché lui nasce come biologo, mi raccontava, e soltanto negli ultimi anni si è dedicato prima alla storia dell'aviazione e poi in generale alla storia in particolare della marineria e della Venezia tra l'8 e il 900. Della Venezia tra 8 e 900. Benissimo, allora cedo la parola a Pietro Lando. Grazie mille, grazie. Grazie Girolamo e grazie al professor Fozzati per questo invito. E appunto sono qui a raccontare una storia molto particolare, una storia di sghimbescio con l'archeologia, perché viene a mancare qualcosa e lo vedremo, anzi per dire la verità mancherà proprio tutto. Insomma, vi racconterò come questo disastro sconosciuto a tutti, so perché ne ho parlato, veramente solo pochissime tracce nella memoria dei nonni di qualcuno si poteva trovare, appunto però è un disastro enorme per il numero di vittime e per tutto quello che poteva coinvolgere nella città di Venezia. Vi racconterò come l'ho scoperto e come ho cercato, mi è costato 2 anni e mezzo questa ricerca, per riuscire a risalire cos'era veramente capitato, quali erano le cause del disastro, ma soprattutto mi ha interessato, e spero di riuscire a darvi una esauriente presentazione, mi incuriosiva, dicevo, soprattutto il fatto del silenzio, dei motivi e dell'efficacia di questo silenzio che viene fatto calare su questa vicenda. Ora, prima di cominciare, mi è indispensabile fare dei ringraziamenti, perché se il comandante Mecconi e il capitano Andrea Falconi sono stati carissimi amici e hanno messo a disposizione la loro conoscenza bellico-navale e mi hanno permesso di riuscire a scoprire particolari difficilmente, se no per me, rintracciabili, è stato grazie a loro che ho potuto veramente capire tante cose. Come il dottor Giovanni Sbordone, mi ha aiutato grazie alla sua conoscenza della situazione politico e sociale della Venezia degli anni appunto dell'immediato dopoguerra. Poi materialmente c'è stato chi mi ha aiutato. Ringrazio la dottoressa Cristina Ceregon a nome di tutta l'equipe della Biblioteca Querini, il cui aiuto è stato importante e la fatica non poca, perché portare quei libroni della Gazzetta, 6 mesi di Gazzetta di Venezia, pesano e ringrazio molto. Per ultimi ringrazio Pierpaolo Schiatti e Chiara Florian dell'Archivio Storico Comunale della Celestia, che sono stati i primi che mi hanno aiutato quando ho cominciato questo lavoro e il cui veramente aiuto è stato fondamentale per la riuscita di questa ricerca. Per ultimissimi lascio il ringraziamento più sentito a tutti voi che siete qui dopo 4 mesi di siccità con questo temporale. Spero di meritarmi questa vostra attenzione. Allora, lo so che faccio di preamboli, però per capire cos'è successo, perché c'è stato questo silenzio, è indispensabile che io faccia un piccolissimo riferimento a quella che è la situazione politico-sociale in Italia e a Venezia nel marzo del 19. È stato già firmato l'armistizio, ma non ancora il trattato di pace. Ecco gli incerti confini nazionali.
Dove finisce l'Italia? Dove comincia lo Stato, il regno croato, serbo, sloveno, quello che poi dopo qualche anno si chiamerà Jugoslavia? Non è ancora stato deciso, ma soprattutto questo si riflette nelle trattative di pace di Parigi e tutte le tensioni che ci sono. Ma le tensioni molto, molto più pesanti, più drammatiche, sono le tensioni all'interno del paese, che sta pagando una guerra, sia pur vittoriosa, ma una guerra che aveva diviso il paese, perché ricordo che nel 15 si è entrati in guerra nonostante la maggioranza del paese fosse contrario, e queste divisioni restano e sono fortissime. Ci sono tensioni sociali e politiche con i socialisti che hanno una maggioranza politica e i fascisti che stanno cominciando a lavorare, ma ci sono i nazionalisti. Quindi ecco, questo veramente brodo ribollente è importantissimo per capire che cosa succede dopo. Allora, vi dicevo, vi racconterò come ho trovato questa vicenda. Ci sono incappato assolutamente per caso. Stavo facendo un'altra ricerca storica su una fabbrica, la Svan, da veneziana, automobili nautiche, e ovviamente studio i giornali, giro la pagina e trovo nella Gazzetta di Venezia del 28 marzo questo titolo: l'esplosione del Santo Spiridione, la strage compiuta fra equipaggio e passeggeri, il grande numero di vittime. Grande numero di vittime, il canale della Giudecca, non ne ho mai sentito parlare. Ovviamente mi metto avidamente a leggere il giornale e leggo di questa storia. Alla mattina, circa alle 8, questa nave carica di 200 militari, 5 ufficiali, 8 passeggeri borghesi, c'erano anche 3 donne, madri e mogli di ufficiali, 16 persone di equipaggio, salpa per lasciare San Basilio, proprio ormeggiata di fronte a San Basilio, per lasciare Venezia per dirigersi a Pola. Deve trasportare queste truppe a Pola. Attenzione, la sera prima, nella notte tra il 26 e il 27, contrariamente a tutte quelle che sono le normali procedure, è stata caricata una quantità enorme di benzina, 25 tonnellate di benzina, che serviva per i motori dei MAS e degli idrovolanti che erano presenti a Pola. Di regola, questo è un punto che già mette subito in risalto il giornale, non si deve caricare la benzina di notte. Comunque, quel che sia, parte questa nave e appena partita c'è un'esplosione terrificante che si sente per tutta la città. L'esplosione causa subito un numero imprecisato di morti, che ovviamente vengono scagliati a pezzi. Ecco, io vi risparmio tutti i particolari che viceversa i giornali non risparmiano i propri lettori. Evidentemente 4 anni di guerra avevano lasciato una cultura della violenza e della morte violenta quanto mai sentita. In più la benzina si versa sulle acque del canale della Giudecca e si incendia. Così purtroppo molti che erano finiti in acqua o scagliati dall'esplosione o nel tentativo di salvarsi, purtroppo invece vengono avvolti dalle fiamme e muoiono in questo modo atroce. Immediatamente, leggo sul giornale, continuo la lettura, scatta l'aiuto da parte della città, dalle navi vicine vengono messe in acqua imbarcazioni per quel che è possibile per riuscire a salvare chi è possibile salvare, per raccogliere i feriti, portare i feriti, vengono portati naturalmente negli ospedali Santa Chiara, dove oggi c'è Piazzale Roma, c'era un importante ospedale militare, vengono portati a Sant'Anna, vengono portati all'ospedale civile, vengono portati in tutta la città. Attenzione, vengono portate via anche di corsa delle navi perché si stanno incendiando, stanno prendendo fuoco. Cominciano sul giornale, parlano anche i superstiti, lasciano le prime dichiarazioni. Queste dichiarazioni sono abbastanza concordi nel dire che c'era una gran puzza di benzina a bordo della nave e che la gente fumava. Era una cosa strana, però così era. Continuo la lettura anche nei giorni successivi e mi trovo nel 29 marzo, quindi il giorno dopo, che la Santo Spiridione è affondata nel canale della Giudecca. Parla di tomba di più di 100 vittime, non so se riuscite a leggere, altro non emerge che l'albero e l'asta di poppa dove sventola la bandiera interalleata. Allora, io sul momento
non ho capito quanto questo particolare della bandiera interalleata sarebbe stato fondamentale poi per rintracciare la verità. Allora, mi sono chiesto comunque, quando è stato il momento, cos'era questa bandiera interalleata. Quando è crollato con la firma dell'armistizio, è crollato l'impero austro-ungarico, tutti i territori e tutte le navi, noi ci fermiamo sulle navi che è quello che ci interessa, ovviamente sono trovati a non avere più un paese di appartenenza, non esisteva più l'impero. Quindi c'è stato un momento di vacanza, che è un momento terribilmente pericoloso per qualsiasi situazione. Allora gli alleati, francesi, americani, italiani, hanno creato una commissione che ha immediatamente requisito tutte le navi dell'impero austro-ungarico, sulle quali è stata fatta sventolare questa bandiera interalleata. Ve la mostro, eccola qui, e poi vengono affidate alle nazioni combattenti queste navi. Questa è stata affidata all'Italia. Allora, questa bandiera resterà a sventolare sopra le acque per qualche mese. Continuo la mia lettura e trovo che subito il comune si dà da fare, raccoglie 10.000 lire per le famiglie dei morti. I morti sono tutti soldati provenienti da tutta Italia. E a proposito di morti, continuo la lettura e continuo a trovare ogni giorno quasi che vengono trovati altri cadaveri. Gli ultimi vengono ripescati il 18 aprile, quindi dal 27 marzo sono 3 settimane che si pescano cadaveri. Dopodiché non c'è più notizia fino al 19 giugno, in cui dice è cominciato il recupero del relitto. Vengono adoperati dei pontoni e un sommergibile per tirar su la nave. In realtà ci metteranno, dice domani deve essere finito tutto, in realtà ci metteranno altri 5 giorni. Poi verrà portato nei bacini dell'arsenale per la valutazione. Allora, questa è stata la gazzetta che ho letto. Poi mi sono messo a leggere il Gazzettino. Come vedete il titolo analogo, decine di vittime, comincio a leggere, trovo più o meno le stesse notizie, ovviamente. Ma questo ovviamente me lo devo rimangiare, perché il 31 marzo trovo una notizia che parla dei funerali che sono avvenuti il giorno prima. Naturalmente il giornale porta la data del giorno dopo dell'accaduto. Una vivace protesta, in realtà è la prima visaglia che trovo di questo momento così esplosivo, ahimè, adesso in senso politico. Perché questo Angelo Vianello si chiama, probabilmente un socialista, che è polemicissimo. Dice: io sono andato ai funerali di questi poveretti, che sono dei soldati nostri, dei nostri fratelli, e ho trovato che venivano seppelliti in fretta e furia, non c'era c'erano dei soldati presenti e non c'era nessuna rappresentanza politica, nessuna rappresentanza di popolo. Dice: noi, se ci avessero detto, saremmo andati. Quindi comincio a trovare questa notizia che sulla Gazzetta, che è di un'altra linea politica, assolutamente non viene menzionata. Anzi, la Gazzetta del 3 aprile mi parla delle esequie. Cioè, una settimana dopo l'avvenimento vengono fatte le esequie. Viene messo in risalto come queste esequie sono state solenni da parte del comune in chiesa San Giovanni e Paolo, che per la prima volta dopo 25 anni è stata preparata a lutto con i grandi drappi neri sulle colonne. Una noticina sotto dice: sì, ci sono anche le onoranze popolari. Sì, buttata lì, questa è la Gazzetta. In realtà leggo Il Secolo Nuovo, settimanale socialista, e mi racconta di queste, buttata lì. Sono più di 20.000 persone che partecipano al corteo funebre in memoria per le esequie di queste vittime. Attenzione, non è stato dichiarato sciopero, quindi sono 20.000 persone che vanno perdendo la giornata di lavoro. Il corteo comincia all'Accademia, finisce in piazza San Marco, dove montano sulle gondole e portano i fiori, corone. Ecco, le tabacchine tutte portavano un mazzo di fiori. La presenza femminile è molto importante. E scopro che in realtà è stata la Camera Generale del Lavoro, i socialisti appunto, che hanno organizzato tutto questo.
Dopo è arrivato il comune per fare le proprie onoranze. Vi leggo alcune parole che fanno sentire il clima fortissimo di dolore e di lotta. Il proletariato sentiva il dovere di circondare quei poveri morti di tutto il suo cordoglio. Sentiva che quei morti erano carne della sua carne proletaria, sangue del suo sangue proletario, ma neanche fu avvertito. Le squisite gentilezze dell'anima non sono, no, per la borghesia, che sa solo inscenare cortei quando si tratta di propri morti, i morti che avevano il nome sonoro. Quindi capite la situazione così pesante nella città di Venezia. Ma ovviamente questa non era solo Venezia. Certo, adesso che ho letto i quotidiani locali che ho trovato qui, cerco di leggere i quotidiani nazionali. Facile trovarli su internet. Il Corriere della Sera mi scrive: un piroscafo saltato in aria il 28 marzo, una cinquantina di morti. Il giorno dopo non scrive più niente. La Stampa: tragica esplosione di un piroscafo, oltre 60 vittime. Il giorno dopo più niente. Allora provo a cercare i settimanali. La Domenica del Corriere, la Tribuna Illustrata sono i più diffusi. Non c'è una parola. L'illustrazione italiana per il 27 marzo, il giorno del disastro, scrive: lupi e orsi sono scesi fino a Pompei. Quindi è chiarissima la volontà di silenzio che si vuole far cadere su questa tragedia. L'unico settimanale che pubblica qualcosa è questa Domenica Illustrata, è un settimanale poco diffuso, infatti ho fatto molta difficoltà a trovare, l'ho trovato in biblioteca a Trento e purtroppo in biblioteca è conservata questa copertina, come vedete lo stile è quello solito della Domenica del Corriere e mostra la tragedia dei naufraghi, però purtroppo è conservata solo la copertina. Se c'era un articolo purtroppo non l'ho potuto leggere perché non è stato conservato. Allora, cerchiamo nei quotidiani di opposizione. Finora erano anche il Gazzettino, sì, era di un'altra linea politica, ma non era certo socialista. I giornali di opposizione sono l'Avanti, socialista, e il Popolo d'Italia, fascista. Sono a Milano, vado a Milano. La prima difficoltà cui mi trovo davanti, e che sarà definitiva, è: siamo a marzo 19, esiste ancora la censura di guerra. E la censura di guerra significa colonne bianche, cioè l'articolo viene completamente cancellato. Quindi la mia ricerca, per esempio sul Popolo d'Italia, qui ho portato un esempio, perché purtroppo questi giornali li ho letti a Milano in microfilm, quindi da fotografare. E dicevo, nel Popolo d'Italia proprio parte la notiziola iniziale, non se ne parla proprio più, probabilmente se ne parlava, ma era tutto cancellato. Ne trovo una notizia, pensate voi, nel 16 dicembre del 19, e notarelle ed istantanee veneziane, quindi con una battutina così, ma in realtà sta riprendendo pesantemente la disgrazia del Santo Spiridione. E scrive: i sacrificati del Santo Spiridione hanno avuto parecchie dimenticanze ufficiali. Non si voleva nessun trasporto funebre, non si voleva nessun ricordo. Segnato con molta forza questa volontà di non far funerali solenni, anzi non far funerali quasi per niente. L'Avanti il 3 aprile mi riporta una notizia: per il disastro del Santo Spiridione un'interrogazione dell'onorevole Musatti. Elia Musatti è onorevole socialista qua di Venezia, che fa questa interrogazione parlamentare per sapere le cause della disgrazia e se è vero che sono stati trattati malamente i resti di questi poveri morti. Allora mi rivolgo all'archivio della Camera, è un archivio che funziona molto bene, veramente per email nel giro di 3 giorni mi danno le risposte. Ecco le risposte. Mi dice: 3 aprile, il 14 luglio viene presentata l'interrogazione dell'onorevole Musatti. Come vedete appunto dice sul cosa è successo e sul modo sconveniente, indecoroso e inumano con cui fu provveduto il trasporto e la sepoltura delle infelici vittime.
Allora il 14 luglio chiede. Benissimo, e quando c'è la risposta, questo mi scrive l'archivio storico della Camera. Gentile signore, la informiamo che dai reporti proceduti dalla biblioteca non è stato possibile reperire la risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole Musatti. Quindi il governo non ha mai risposto. Altro silenzio. Cerco di seguire ancora la strada. Trovo qui nella Gazzetta del 30 marzo una interrogazione del senatore Morandi. Qui si scrive Morandi, poi scrivono Morando invece, quindi il nome è Morando, che chiede al ministro, ancora chiede al governo, chiede che cosa? Li scrivo alla Camera, mi mandano 30 marzo, si risponde il 12 settembre. Il 12 settembre mi dice: segue l'interrogazione dell'onorevole Morando per sapere se non ritenga opportuno pubblicare i risultati dell'inchiesta e quali provvedimenti intenda prendere a carico degli incoscienti che ne risultarono responsabili. Finalmente, lo scrive, adesso ci sarà la risposta. Ecco la risposta. Non essendo presente l'onorevole, si intende che vi abbia rinunziato e si passa al punto successivo. Perché non era presente? Io ovviamente non lo so. O lo hanno convinto a non presentarsi, o hanno fatto apposta la domanda sapendo che non c'era. Non so rispondervi. Però di fatto mi trovo davanti ancora questo muro di gomma. Allora, cerco altre strade. So che c'è stata un'inchiesta della Capitaneria di Porto, di legge la devono fare. Purtroppo però la legge 100 anni fa, perché non casualmente siamo qui a parlare perché proprio è il centenario dell'affondamento, è stato mercoledì scorso il centenario. Dicevo, la legge di 100 anni fa non obbligava la Capitaneria a tenere copia degli atti e l'inchiesta è stata consegnata alla Regia Marina a Roma. Però c'è un'indagine della magistratura civile, la procura del Regno o la procura del Re ha aperto un'inchiesta. Allora chiedo all'Archivio di Stato di Venezia di poterlo leggere. Qui non è muro di gomma, però la testa la sbatto lo stesso, perché mi dicono, in quanto quello che ci chiede è conservato presso la sede sussidiaria della Giudecca, ma in condizioni di assoluto disordine. Il fondo è escluso dalla consultazione. Purtroppo l'Archivio di Stato è un'istituzione meravigliosa per la parte antica. Per la parte moderna, purtroppo, le risorse sono limitate e non è possibile consultare. Quindi, anche qui, non trovo niente. E dal 13, vedete, siamo già arrivati a luglio del 15. Poi mi capita un colpo di fortuna, una testimonianza assolutamente inedita e inaspettata. Parlando con un amico, scusate, il cugino di un amico, salta fuori che suo zio si ricordava che il nonno parlava. Allora gli chiedo per piacere di raccogliere ed ecco quello che mi scrive. Si chiama Giovanni Mariuzzo l'amico. Anch'io, quando ho cercato notizie sulla nave Santo Spiridione, sono rimasto deluso per la loro penuria. Eppure fu un bel dramma con tanti morti e molti danni. Ancora, fino a poco tempo fa, era un disastro ben presente alla memoria di mia mamma, minimamente offuscato da quelli della Seconda Guerra. Okay. Eccolo qui. La mattina dello scoppio, lo scoppio avvenuto tra la Marittima e Saccafisola, il 27 marzo 1919 alle 7:30, Menego, nome d'obbligo di un gondoliere de Famiglia, stava traghettando lo zio Rino e tuo nonno Aldo a scuola a San Basilio. Ma lo zio Aldo si era accorto che la nonna non gli aveva messo la cioccolata in cartella per merenda. Piantò un capriccio mostruoso, tanto che Menego si vede costretto a tornare indietro per permettergli di andare in cucina a prendere. Mentre erano a casa, Menego è andato a chiamarlo indietro perché si stava facendo tardi per la scuola. In quel momento è avvenuta l'esplosione della nave che scagliò di per ogni dove pezzi dei poveretti che erano imbarcati e fiamme disperse sulla superficie dell'acqua. Possiamo dire che se non fosse stato per la cioccolata tu non saresti mai esistito. Il nonno Egidio ci fece allontanare attraverso il canale dietro la Giudecca perché le fiamme, la marea, stava portando le fiamme verso Saccafisola. Approfittando dell'ospitalità dei parenti Vampa, quelli dei cappelli di San Marco, che abitavano sull'isola Campalto, ovvero verso San Giorgio. Quindi
Questa è una testimonianza per me importantissima e sottolinea quanto era vivo nella memoria dei nostri nonni questo disastro. Continuando le ricerche, mi vado a cercare le notizie delle morti. Chiedo scusa per la foto, purtroppo la luce era poca ed è venuta sfocata. Sono le statistiche ricavate dal censimento del 1921, sono le morti violente anno per anno. E guardate come si vuol minimizzare. Dice, no, parla del Santo Spiridione, nonostante i immediati fossero stati soccorsi, si ebbero a deplorare 68 vittime. Non assolutamente con tutto quello che ho letto finora. Chiedo di poter consultare l'archivio dei decessi e trovo i 68 morti. Sì, sono i cadaveri identificati, ma mancano tutti gli altri. Non sono solo 68 di sicuro. Questa è la volontà di minimizzare e di nascondere ancora, secondo me. Adesso vediamo la disgraziata protagonista, il San o Santo Spiridione. Ho trovato tutte e due, perché in fin dei conti è una nave, però è un piroscafo, quindi il maschile e il femminile ci stanno bene. E infatti è S puntato, però sui giornali a volte scrivono San, a volte Santo. Allora, questa foto è forse quella del S Spiridione. Forse, perché non sono sicurissimo, proviene da fonti internet. Comunque, se non lo è assolutamente identica, perché questa è la costruzione. Aveva un motore a vapore a 2 cilindri, a 100 cavalli, 2 stive a prua e 2 stive a poppavia della sala macchine, con un'elica. Cerco le informazioni e grazie anche all'aiuto degli amici comincio a trovarle. Comincio a trovare che prima aveva altri nomi, Adur ad esempio, non sarà l'unico. Questo sito comincia a darmi delle informazioni. Comincio a trovare che aveva 730 tonnellate di stazza lorda, era lunga 58 metri e larga 8. Poi dice l'esplosione 27 marzo del 19, però lo stesso sito, più in basso, scrive affondata nel febbraio. Vedete che ci sono anche, e qui, vedete quei 2 nomi, sono 2 nomi, 2 dei poveretti che erano a bordo di quella nave e vengono riportati, appunto, il titolo è Persone a bordo del San Spiridione. E perché se fate delle ricerche su internet, come io ho fatto, trovate questa nave citata nei monumenti dei deceduti. I deceduti mettevano il nome nei vari comuni, affondato con il Santo Spiridione. Troverete le notizie con la mina, eccetera, non importa. Questi nomi li cominciate a trovare. Ecco, comincio a trovare anche notizie di più su questa nave. Allora faccio un'altra ricerca e trovo che è stata di proprietà di questa Macleay McIntyre, anzi questo è il cantiere che l'ha fatto, comprata poi dalla Hood, è fatta nel 1883, quindi quando affonda nel 1919 è una nave ormai vecchiotta, 36 anni, e dopo è stata venduta, come vedete, ai belgi, che hanno il nome Adur, poi ne viene venduta alla Turchia nel 1907, non so il nome, nel 1913 diventa Agiospiridon, Agiospiridon, sarà poi, scusa per la mia ignoranza per il greco, nel 1913, poi viene venduta a questo, evito di fare gaff con il nome, appena detto che non so il greco, a questo greco, e poi non c'è la data, la scoprirò dopo, sarà nel 17, viene venduta a una compagnia triestina e prende il nome Santo Spiridione. Affonda nel 1919, anche qui scrive febbraio, a Venezia. Trovo che la compagnia che l'ha comprata, ma questo lo so fin dalle prime notizie sul giornale, si chiama Oceania. È una compagnia, questa è la bandiera dell'Oceania, e sul camino della nave era dipinto questo simbolo. Trovo che questa Oceania è stata fondata nel 1917 ed ha sede a Trieste e Susac. Quindi nel 17 la compra.
Quindi a questo punto ho un po' di notizie. Vado a Roma, sono passati quasi poco meno di 2 anni e mezzo, novembre del 16 sono a Roma, all'archivio storico della Marina Militare. Qui c'è un faldone, piroscafo San Spiridione, molto alto, molto grosso, molto importante, e dico subito quello che anche mi ha colpito. Naturalmente non devono essere conservate qui, ma nell'archivio storico fotografico non c'è una fotografia. Manca assolutamente qualsiasi fotografia del Santo Spiridione, sia prima dell'affondamento, sia dopo. C'è tutta una perizia lunghissima su quanto costerebbe, che lavori bisognerebbe fare per rimetterlo a posto, perché è lì tirato su sui bacini dell'arsenale, ma non c'è una fotografia che sia. Credo che è difficile immaginare che nessuno abbia fotografato, soprattutto foto ufficiali. È più facile immaginare che sono state archiviate in modo non corretto. Allora, comincio e trovo, ecco che vi dicevo, trovo le notizie di quando è stato requisito. È un atto di citazione, perché qui cominciamo a cadere in un mare per me estremamente pericoloso e per voi estremamente noioso, quello dei processi degli avvocati eccetera. È un mare che cercherò proprio di fare surf e di saltare di onda in onda per non entrarci dentro. E comunque quello che per me è importante, scopro che è stata requisita da questa commissione interalleata il 17 febbraio del 19. Parte, so che arriva a Venezia il 6 marzo, portando materiale sfuso e munizioni sfuse, portando via materiale militare dalle terre conquistate ormai, terre redente. Trovo questo, comincio a trovare, eccolo qui, Ministero del Tesoro, Sottosegretariato per l'assistenza militare e pensioni di guerra. Perché tutto, come vedrete, in Italia finisce a pensioni. Si prega di far sapere se le cause dell'affondamento dipesero da fatto di guerra o meno. Perché? Vi anticipo subito. Perché tutto diventa appunto un discorso di pensione, di assicurazione. Perché tutti i soldati che sono morti dopo la firma del 4 novembre dell'armistizio e prima della firma del trattato di pace sono morti comunque in tempo di guerra e hanno diritto al trattamento. Infatti vengono citati nei monumenti come caduti in guerra. Gli eredi hanno avuto diritto alla pensione di guerra. Sarà un solo poveretto, anzi una sola poveretta, che troverà in difficoltà e dovrà appunto fare causa con questo. Quindi è indispensabile sapere se è morta, perché se è morta, chiedo scusa, quella persona poi sarà morta, se l'affondamento è stato per cause di guerra, allora l'assicurazione c'è, se no. Ma non è scoppiata per cause di guerra. Attenzione, infatti, cosa scrivono? Attenzione, perché la questione è di importanza enorme, grandissima, per il fatto non solo per il fatto dell'indennizzo della nave, ma anche perché se venisse dichiarata la colpa dell'amministrazione, questa verrebbe a essere tenuta responsabile anche verso le numerose famiglie della morte dei loro appartenenti. Quindi, per la Regia Marina si sta trasformando in un problema economico molto pesante, drammatico, al di là dell'assicurazione di vita. Trovo, e questo è interessantissimo, le risposte all'interrogazione date, quella sui funerali. Quindi vuol dire che il governo ha chiesto ai militari, i militari hanno dato le loro risposte, ma il governo ha fatto una scelta politica ben precisa di non dare la sua. Quello che per me è importante, quello che scrive qui, il municipio manifestò inizialmente di dare forma solenne ai funerali delle vittime del disastro, ma poi, d'accordo col prefetto di Venezia, fu convenuto di far tributare alle vittime le stesse onoranze funebri identiche a quelle che durante tutto il tempo di guerra ricevettero le salme dei militari. Quindi il fatto di voler fare un funerale così, non di basso, di minimo profilo, è stata una scelta del prefetto, cioè del governo, che evidentemente aveva paura delle conseguenze politiche. Trovo anche che c'è la risposta per l'onorevole Musatti. Infatti qui
il ministro dice: per dare la risposta fatemi avere i risultati della commissione d'inchiesta. La data, voi non la vedete, ve la dico io, la vedo qua sopra, è l'8 giugno. Vi ricordo che ha risposto a settembre, anzi dicendo non c'è, peccato. Quindi questo è il quadro che mi vengo a fare. Le scelte sono state appunto politiche e non mie. Ma cos'è accaduto quel 27 marzo? Finalmente, eccola qua, questa è il faldone che contiene gli esiti della commissione d'inchiesta. La commissione d'inchiesta è stata istituita il giorno stesso del disastro, 27 marzo, ed è composta da esponenti di spicco della Marina, della Regia Marina. Si basa, questo è interessante, si basa solo sulle ricognizioni fatte dai palombari sul relitto ormai sott'acqua. Quindi si basano tutte su questo. Non c'è nessun cenno che poi quando l'hanno recuperato siano andati a vedere se qualcosa tornava o meno. Che cosa dice questa inchiesta? Prima cosa, è da escludersi quasi con sicurezza l'attentato. Questo è un primo punto importante, perché qualcheduno aveva cominciato a cimare il dubbio che potesse essere stato un attentato. Dice: non è possibile. Primo, perché per esserci un congegno a tempo, ma avrebbe dovuto esserci un congegno a tempo, ma merce è stata caricata da 2 caricatori perfettamente noti appartenenti alla cooperativa, quindi persone sicure che sappiamo che non hanno fatto una cosa del genere, anche perché sono facilmente rintracciabili. Ed escludere sia il congegno a frizione tirato, perché praticamente sarebbe stato un attentato suicida praticamente. Una volta che si avvia la frizione è pochissimo il tempo prima dell'esplosione, né può essere come esplosivo lasciato in stiva, perché avrebbe dovuto esserci una percussione, un urto. A quest'urto non c'è mai stato. Quindi dice: non è stato un attentato. È stata l'accensione dei gas di benzina. Dice: tutte le testimonianze che abbiamo raccolto ci dicono che c'era odore. Alcune testimonianze dicono che queste cassette che la benzina, fa inorridire, ma all'epoca non era contenuta in serbatoi, era contenuta in cassette che altro non erano che 2 latte da circa 25 litri messe insieme in una cassetta di legno. Alcune di queste cassette perdevano, c'era odore, c'era un po' di benzina, e tra parentesi il giorno prima era stato rotto un bidone d'olio da motore da 250 litri, quindi c'era una certa quantità d'olio, quanto fosse stata tirata su, una certa quantità di olio estremamente infiammabile che sguazzava per le stive. La nave non aveva compartimenti stagni, non aveva stive stagne, quindi tutto passava, e in mezzo c'erano le caldaie con il carbone e le fiamme. Quindi dice: è stata caricata questa benzina, è stata messa tutta crua, tra parentesi, e dopo vedremo che questo sarà un fatto importante, perché dopo lo troveremo. Lo scafo era invece appoppato, quindi la benzina eventualmente correva verso poppa e passava nella direzione delle caldaie. Dice: questi gas possono essere stati accesi dall'esterno, dice, ed escludersi per la mancanza di maniche a vento di questa stiva, e la stiva sappiamo che era stata chiusa e messi i copertoni sopra. Era contro le regole. Vi ho detto prima, la benzina doveva essere caricata di giorno, non di notte. Perché? Perché tanto di notte si doveva adoperare dell'illuminazione artificiale, e quindi il rischio di un contatto elettrico, di un contatto elettrico all'epoca era particolarmente elevato. La seconda cosa è che appunto è stata caricata di notte e immediatamente praticamente sigillati i locali, non erano stati areati, quindi la presenza di gas sarebbe stata piuttosto, sarebbe rimasta, non sarebbe evaporata, mentre di regola si doveva farla di giorno. Ma il telegramma, l'ordine di imbarco, era arrivato il 26, quando le truppe erano già state caricate e la nave doveva partire il 27. Quindi quella stiva era chiusa. Allora dice: l'unica cosa, eccolo qua, dicevo, il piroscafo era poppato e il caldaia era subito a poppa via della stiva prodiera.
Quindi la Commissione ritiene come probabile che la benzina mescolatasi con l'olio abbia potuto trovare una via di infiltrazione verso la sentina della retrostante caldaia che era in funzione e che pezzi di carbone incandescente possono avere accesi. Ma un altro punto importante è che la gente fumava. Tutte le testimonianze sono concordi, la gente fumava, non era stato proibito di fumare. Quindi avrebbe potuto essere anche un fiammifero piuttosto che un mozzicone. Comunque la Commissione concorda nel dire scoppia per colpa della benzina e di colpa dei gas della benzina. Quindi dice la responsabilità è da darsi a chi? Punto 1. Alla direzione del commissariato di Venezia, ufficio combustibili, che ha mandato che ha consegnato la merce al commissario di bordo che l'ha ricevuta, al regio commissario che l'ha ricevuta e al comandante che l'ha accettata. Allora, risulta che non siano state prese le cautele del caso e l'imbarco dei passeggeri non era regolato. Ecco il discorso, in altre parole, era stato lasciato fumare. Di ciò è responsabile il comandante e il regio commissario di bordo. Chi è il regio commissario di bordo? Il regio commissario di bordo, in una nave requisita, è il rappresentante dell'amministrazione, anche se è un ufficiale dell'esercito, che ha lo scopo di verificare che il carico, stivaggio e scarico di tutto il materiale sia fatto nel modo dovuto, in modo da evitare danni e perdite per l'amministrazione. Quindi il regio commissario è il responsabile di come viene caricata la merce, di come viene scaricata. Punto. Però questo regio commissario ha dichiarato di non conoscere le norme di servizio, che sono state stampate in un fascicolo che non ha mai ricevuto. Quindi questo povero tenente di artiglieria l'hanno messo a fare una cosa senza dirgli come doveva essere fatta. Quindi è difficile dargli tutte le colpe. L'ultimo punto lascia l'amaro in bocca, quella difficoltà, il controllo. Quanti sono a bordo? Non sanno quanti sono a bordo, non c'è un controllo dei passeggeri e attenzione, non c'è neanche una nota di carico della merce. Quindi in realtà non si sa quante persone sono a bordo e quindi non si sa neanche quante persone poi saranno morte. Da un punto di vista personale, la Commissione chi dice che è chi deve rispondere? Per l'ufficio trasporti militari il sottoammiraglio Albino Costa, che è il capo dell'ufficio. Ovviamente lui ne è il responsabile. Per la nave il capitano Pajkulic Pietro. Per le funzioni regio commissario il tenente di artiglieria Ferrari. Questi vengono individuati personalmente colpevoli. Vi anticipo già che l'ammiraglio Costa sparirà presto dall'aria. Il processo penale non ci sarà mai perché il capitano della nave è morto nell'esplosione e il regio commissario finisce amnistiato perché c'è l'amnistia. Quindi il processo penale non ci sarà mai. Quindi se questi hanno una colpevolezza non ci sarà mai una dimostrazione. Quello che è interessante è che lo stesso ammiraglio che ha firmato il verbale della Commissione, scrive: ritengo opportuno non consegnare all'autorità giudiziaria le mie conclusioni. Il foglio additivo è precisamente i nomi dei ritenuti responsabili e le copie delle vigenti disposizioni di massima emanate circa le precauzioni da usarsi nella spedizione delle cassette di benzina. Quindi c'è l'ordine, consiglio di non parlarne alla magistratura civile, di cui purtroppo io non ho possibilità di consultare i documenti. Trovo però una richiesta della Procura di Venezia, aprile del 19, che chiede di interrogare l'ammiraglio Costa. È un mandato di comparizione. La risposta della Marina, questo è Taun di Ravel, capo di Stato Maggiore, e se Venezia non viene abbandonata durante la Grande Guerra dopo Caporetto, lo si deve
a Ravel, che è lui che difende, Ravel, scusate, che è lui che difende prima politicamente e poi militarmente con tanta efficacia la città di Venezia. Nel caso specifico qui difende assolutamente gli interessi dell'amministrazione della Regia Marina e dice: mandato in comparizione in tempo di guerra e fino a 30 giorni dopo la firma del trattato di pace non si può fare per i militari, a meno che non ci siano, a meno il concorrere di speciali ed eccezionali motivi. Ma nel caso in esame non solo tante concorso non si verifica, ma esistono evidenti ragioni di interesse dell'amministrazione marittima perché il consenso non venga concesso. Poi ho un altro colpo di fortuna inaspettato, perché mi trovo una sentenza di primo grado del 17 luglio del 21 nella causa tra la Regia Marina e Bugatto Giovanna, vedova Malusa. Vi ho detto che c'era una persona a bordo di quella nave che era scoperta dall'assicurazione perché non era scoppiata per cause di guerra. Era il pilota della nave, il pilota di porto. Il pilota di porto, stato militarizzato durante la guerra, c'era un apposito decreto, ma questa è scoppiata per causa di guerra, ma non batteva bandiera italiana, ma batteva bandiera interalleata. Insomma, la vedova è costretta a far causa perché si trova ad aver perso tutto le sue fonti di guadagno. L'unica era il marito e quindi fa causa alla Marina. Per fortuna, perché è vero che con la commissione ho capito perché è scoppiata, ho capito più o meno chi sono i responsabili, ma mi mancano tante pagine e queste me le fanno capire. Soprattutto mi sottolinea questo. E ancora queste sono le note da parte dell'avvocatura della Marina, dice: cerchiamo di metterci d'accordo, cerchiamo di non andare in Cassazione, perché è ancora vivo nella memoria dei veneziani tutti, l'orrore destato dall'immane sciagura che tolse la vita a 300 persone, vedete, variano enormemente, e la persuasione che essa sarebbe stata evitata se da parte delle autorità preposte ai servizi marittimi si fosse usata maggior sorveglianza e diligenza. Questa diffusa opinione popolare non può non influire sull'animo dei giudicanti. Quindi questa è la consapevolezza della situazione. Per darvi un'idea della drammatica situazione della Regia Marina, perché finita la guerra vengono tagliati drasticamente i fondi, completamente. Bene, vi ho detto, in appello vince la vedova e viene fatta una provvisionale di 10.000 lire, che non è molto più di 10.000 euro di oggi, cifra, è una provvisionale. Ho trovato questo documento e ingrandito dice che la sera del 17 corrente dicembre è venuto l'ufficiale giudiziario che ha provveduto al sequestro dei seguenti materiali: un motore elettrico da 10 cavalli, 20 pezzi di tela o lona e 20 tubi di rame. Questo dà l'idea della situazione drammatica delle finanze. Non credo fosse la mancanza di volontà, era proprio una mancanza economica. Poi c'è la sentenza finale del Tribunale, perché finiscono in Cassazione e la Cassazione ancora una volta dà ragione alla vedova, ma soprattutto per quello, ecco, il 14 luglio del 22 è interessante vedere che la disgrazia del 19, 3 anni, si risolve in Cassazione il processo. Quello che per me è interessante è che mi scrive: ben 161 furono le vittime di così immane disastro. Quindi ho un numero ufficiale da parte di un tribunale. Ricordo però che la stessa commissione ha detto: non sappiamo quanti erano a bordo. E sui giornali ho trovato che almeno una persona, altre non ho trovato notizie, ma non è impossibile che ci fossero altre vittime, morte colpite dai detriti sulla riva. Per cui in realtà il numero esatto non si potrà mai sapere, come succede in questi enormi disastri. Però già con 161 vittime, purtroppo questo disastro lo classifica come il più grave disastro navale mai avvenuto in tempo di pace in un porto italiano, nelle calmissime acque del canale della Giudecca. Allora vi ho illustrato la mia strada, le mie scoperte, come io ho
penso siano andate le cose in base ai documenti che ho trovato. Certo, mi restava tutta un'altra parte da capire, e qui è stato letto altri documenti, altri libri. Perché questa congiura del silenzio? La situazione politica e sociale interna l'abbiamo vista. Hanno il terrore dei funerali, hanno il terrore delle conseguenze sul morale del paese di una tragedia così grande, avvenuta con un numero così grande di morti, avvenuta in una città come Venezia, con l'incendio del canale, quindi con tutto il disastro che ne consegue, e la paura sul morale del paese è fortissima. Vi ricordo che questo paese è stato profondamente ferito dalla decisione di andare in guerra e dei 4 anni di guerra. C'è l'imbarazzo da parte della Regia Marina, che sa benissimo che le cause del disastro, i suoi ve lo scrivono, che è dovuto a negligenza e impedimento. E quindi si trova in un imbarazzo infinito. Poi io ho messo un forse perché vi ricordo che quella nave era appoppata. Ma se l'unico carico portato erano le cassette di benzina ed era messo a prua, cos'è che pesava tanto a poppa? Potrebbe, ripeto, manca la nota di carico, addirittura mancano anche i disegni della nave, la commissione scrive non abbiamo trovato, manca la nota di carico, quindi non si sa, quindi non posso dire, però non è impossibile immaginare che potessero avere a bordo anche delle munizioni. Erano truppe, portavano benzina per aerei e per bus, andavano a Pola a occupare terre redente, occupare perché la situazione non è tranquilla con gli slavi. È impossibile immaginare che ci fossero munizioni, ma se fossero state non avrebbero potuto esserci sempre per quella bandiera interalleata. L'ultima cosa, i drammatici precedenti per la Regia Marina della Benedetto Brin e della Leonardo da Vinci. Sono 2 corazzate, la prima è affondata in porto a Brindisi, la seconda è affondata in porto a Trento durante gli anni della guerra, per delle esplosioni senza una risposta. C'è stato un momento in cui hanno detto che erano state sabotate, che erano, soprattutto Leonardo da Vinci, era nuovissimo, hanno sparato un colpo di cannone. In realtà si conclude dicendo che non si sa perché sono scoppiate, perché sono affondate. Quindi capite che la Regia Marina si trova molto in difficoltà ad avere un caso un'altra volta in mezzo alla città di Venezia. Quindi, chiaro, secondo me, i motivi del silenzio, forse c'erano anche altri, ma l'altra domanda, ancora più pregnante, ma come mai fu così efficace? Chiaro che c'è la possibilità di comunicare come c'è oggi, ma come fu possibile? Primo, la situazione internazionale e le difficoltà alla conferenza di Parigi, pochi giorni dopo il governo abbandonerà Parigi in lotta con francesi, americani e inglesi per il trattato di pace, ovviamente diventano notizie più che mai prima pagina, più che mai attenzione, quindi si svia con facilità l'attenzione da questi poveri morti. E poi un punto fondamentale è che questi poveri morti sono distribuiti per tutto il paese. Quindi non sono i morti veneziani, io ho trovato un nome solo veneziano, Sergio Sfriso di Canareggio. Gli altri sono di tutto. Quindi viene a mancare quello che c'è un elemento importante nel lutto, che è quello dell'appartenenza. Questi invece appartenevano a tutto il paese. E la mancanza di qualsiasi atto o manufatto che potesse perpetuare questa atto. Io sono andato a leggere i giornali, Gazzettino, La Gazzetta del 1920. Non c'è una parola che ricordi quello che è successo 100 anni prima. Non c'è una parola. Cappa di silenzio assoluta. Non c'è una pietra, non c'è una lapide. E l'importanza della lapide, della memoria comune, ve la faccio vedere con 2 fatti accaduti nella Seconda Guerra Mondiale. Questa è la lapide presente a Fondamenta dell'Argere, a Santa Marta. Ricorda le vittime del bombardamento del 21 marzo del 1945 in Marittima.
Quella lapide in tanti l'abbiamo vista, io l'ho vista tante volte e su quello poi ho fatto una ricerca, ma ogni anno c'è una piccola commemorazione che ricorda questi caduti. Adulti, questi sono morti civili e veneziani, ma civili e veneziani sono quelli che sono morti il 14 agosto del 44 in Vaporetto, in bacino di San Marco. Sono circa una ventina di persone che furono uccise durante un attacco aereo in bacino di San Marco. Però qua non esiste nessuna lapide, c'è solo un'iscrizione in cimitero. La memoria è completamente diversa. Quindi, su questa pagina bianca, su questa pietra non scolpita, la pietra muta questa, manca la memoria, su questa penso che sia il modo giusto di terminare il mio intervento, il mio racconto di un fatto che memoria. Ma mi ricollego anche ai 4 giorni che siamo stati qui ad ascoltare chi ci ha parlato invece di queste pietre ben parlanti dell'archeologia e di quello che potrà essere il futuro Museo della Laguna. Grazie per la vostra attenzione. Dimenticavo di consegnare anche a Pietro la tessera dell'Archeo Club. Bene, allora se c'è qualche intervento, qualche domanda, qualche curiosità. Dunque, all'inizio sono stati seppelliti a San Michele, dopo non so sinceramente se li abbiano portati via, o se li abbiano seppelliti poi al Tempio votivo. Non ho idea, all'inizio sono tutti portati a San Michele, perché questo lo scrivono i giornali, quindi questo posso dirlo. Eventualmente sì, da lì si può risalire. Sinceramente questa parte di ricerca non l'ho fatta, ma sicuramente lì si può risalire. Sì. Sì, no. No, allora ci sono, io non vi ho messo tutti i documenti di quel faldone grande così, ci sono anche altre cause di altri, ma alla fine questi ottengono il rimborso. Il punto fondamentale è capire causa di guerra o non di guerra che serviva per quella vedova. C'è poi anche la causa con l'armatore, che l'armatore dice mi avete requisito una nave e mi tornate un relitto e mi fate anche pagare, volete farmi anche pagare i costi del recupero, però l'armatore è di Susak, Swansego, Lavo, perde la causa. Quello non c'è pericolo, perde la causa. Ma... Sì. Ah, ok, c'era chi mi ha preceduto, è andato avanti. Mi dispiace, non l'ho trovata perché sarebbe stata... Grazie. Controllarlo a fondo e di fotocopiarlo e di esaminarlo poi successivamente. Allora, quello che è singolare è questo. Meglio che sta lì. E questo è per avvalorare la sua tesi della congiura del silenzio, sa, non per contestare. Allora, io rilevo questo, che il Tribunale di Venezia, con sentenza di primo grado emessa nel luglio 1921, accolse la domanda della vedova del pilota Malusa, assegnandole a titolo provvisionale importo di 10.000 euro al quale faceva riferimento lei, condannando la regia amministrazione soccombente alla rifusione delle spese
lite, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 29 marzo 22. Quindi c'è stata una conferma in appello. L'amministrazione della resa marina ricorse in appello, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a norma del decreto luogotenenziale del 16 giugno 18, numero 844, articolo 1, il quale dispone che sia di competenza di una commissione speciale arbitrale quando siano interessate le amministrazioni dello Stato le controversie di qualsiasi natura relative a requisizione, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi e di bandiera nazionale. Da notare che nello specifico il piroscafo batteva bandiera interalleata. Da sentenza pubblicata il 16 giugno 1923, la Suprema Corte, in pieno accoglimento del ricorso presentato dall'Avvocatura Generale, cassò la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Rimase così esclusa qualsiasi responsabilità dell'amministrazione a titolo di colpa per i danni prodotti dallo scoppio avvenuto a bordo del Santo Spiridione. Il procedimento penale verrà invece archiviato per sopravvenuta amnistia. Ecco, questo era per rispondere in breve alla signora quale è stato il comportamento dell'amministrazione che si è lavata le mani. Io la lascio. Grazie mille. Grazie. Per quanto riguarda il relitto, questo non è, diciamo così, stato mai preso oppure... No, è stato recuperato nel giugno, è stato tirato su tutto, completo. È stato portato ai bacini dell'Arsenale e lì c'è tutta una perizia su che lavori fare e quanto sarebbero stati costati rimetterlo in condizioni di navigabilità, quindi c'è tutta la perizia. Il relitto è stato tirato, però non c'è un cenno su eventuali altre ricerche sul perché era scoppiato. Restano ferme le ricerche dei palombari come unica fonte per l'inchiesta. Resti delle tracce dell'estiva di quei materiali che c'erano, non c'è nulla? Non c'è niente. Grazie. Bene, allora grazie e arrivederci.